Che cosa sta accadendo? Fino adesso possiamo dire che per la popolazione ha dato più difficoltà. Difficoltà perché è vero che questa riforma ha fatto sì che i stipendi, le pensioni dei cubani aumentassero, però questo è stato anche poco detto, spiegato dal governo, che il costo della vita è aumentato, il costo della vita è aumentato, i prodotti sono aumentati e quindi le persone comunque fanno fatica ad avere in mano i soldi per comprare. Ci sono nuovi poveri, persone che magari prima non si rivolgevano a voi, anche penso ai vari comedor, no? Le mense per i poveri o comunque tutte le attività di sostegno. C'è qualche persona in più, famiglie con 2 o 3 bambini che sono sempre più in difficoltà, anche a volte famiglie che hanno i bambini a scuola oppure ragazzi giovani che vanno all'università, perché giù lo stare nell'università anche per mangiare durante la settimana, anche per il trasporto, andare da casa, spostarsi all'università e poi fine settimana ritornare indietro diventa sempre più difficile e costa sempre di più. E poi la popolazione più colpita, anziani soli, abbandonati anche un po' dalle loro famiglie, poco seguiti, poco curati, e le persone a volte con difficoltà, disabili, famiglie con persone, adulti oppure bambini disabili che hanno sempre bisogno di un aiuto.